Da parte nostra, da parte mia, da parte dell'amministrazione, c'è la totale volontà di addivenire a un accordo che salvaguardi da un lato il futuro dell'azienda e dall'altro metta in condizione i nostri lavoratori di lavorare in un modo migliore di quello che oggi sta accadendo. La promessa del numero uno dell'azienda del trasporto pubblico veneziano, a conferma la voce del sindacato, già calendarizzati, dicono i prossimi 27 appuntamenti con ACTV con il primo alle porte. C'è una serie di convocazioni che partono già da domani e arrivano fino a dicembre, fine dicembre. Sono convocazioni in tutti i settori e speriamo insomma, che partino dei tavoli seri e costruttivi. Chissà questi ultimi 11 mesi di malcontento abbiano di fatto generato davvero la voglia di creare ponti d'intesa. Nonostante la direttiva unilaterale in materia di integrativo presente come una scure sopra la testa dei 3.000 lavoratori del gruppo, ACTV, AVM e Vela, ancora non è stato fatto alcun taglio in busta paga, precisa infatti Seno. Abbiamo sempre pagato tutti i mesi lo stipendio regolarmente, non gli è stato toccato un euro delle famose indennità che fanno capo ai contratti integrativi di secondo livello. Infine la questione perdite con il disavanzo in bilancio di 15 milioni di euro e 75 milioni di mancate entrate dei biglietti invenduti rispetto all'epoca pre-Covid del 2019, di seguito i possibili scenari per il 2022. Il problema vero dei ristori è che nella manovra finanziaria del 2022 non sono previsti ristori per il TPL in questo momento. Questo significa che mentre nel 2020 l'azienda ha potuto beneficiare dei famosi 2 mesi e mezzo di cassa integrazione a rotazione al 50% che le citavo prima, più i ristori del governo, nel 2021 l'azienda beneficerà dei ristori del governo previsti inferiori comunque a quelli del 2020, nel 2022 l'azienda dovrà stare in piedi con le sue gambe.